Seduti sul manto stradale a centro delle due carreggiate o in piedi a manifestare urlando le loro ragioni. Hanno bloccato la strada statale 115 all'altezza di Siculiana, in provincia di Agrigento. Tutto è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina. Protagonisti della protesta un gruppo di migranti prevalentemente subsahariani, ospiti del centro d'accoglienza che si affaccia proprio su quella strada, l'ex hotel Villa Sicania. Bambino non vanno a scuola. Il transito veicolare è rimasto bloccato per circa un'ora. A sbloccare la situazione l'intervento della polizia stradale guidata da Giuseppe Monreale e di altre pattuglie di agenti agli ordini del funzionario Marco Alletto. Gli extracomunitari lamentano di essere ospiti della struttura d'accoglienza anche da 3 o 4 mesi. Alcuni di loro sono in attesa di completare l'iter burocratico per frequentare la scuola ed imparare così l'italiano. Ed ancora vorrebbero i riscaldamenti che già sono funzionanti accesi 24 ore su 24. Ma non basta, vogliono anche internet e wifi. Noi siamo qua, viviamo male, capito? Abbiamo venuto in Italia per la protezione, perché tanto costa la nostra paese. Abbiamo venuto qua, dobbiamo imparare la lingua prima, è molto importante. Poi le cose non è buona, capito? Quindi dobbiamo sapere se questo campo è un centro di arricchimento o se non è un centro di arricchimento. Se non è un centro di arricchimento, lavoriamo per documenti, ancora cambiamo le cose, perché noi che dottore, ancora che scuola. Poco più di un mese fa, tra le vie del centro di Siculiana si è registrata un'altra plateale protesta con tanto di striscioni ed il sindaco del paese, Leonardo Lauricella, in prima linea. Gli abitanti gridavano "siamo invasi". Un corteo organizzato per dire no al centro d'accoglienza che da circa 4 anni ospita numeri come 300-400 persone, mentre invece i numeri da rispettare secondo l'accordo ANCI-Viminale sarebbero di 2,5 migranti ogni 1000 abitanti. Nella vicina isola di Lampedusa, sempre in provincia di Agrigento, la storia di un migrante che attendeva dallo scorso ottobre allo spot di Contrada Imbriacola di essere trasferito e che invece il 5 gennaio scorso si è tolto la vita. Da lì l'appello del sindaco Salvatore Martello che spiega: restano qui per mesi senza far niente, così arrivano all'esasperazione. E proprio ieri, in occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, Papa Francesco durante l'omelia ha affermato: la paura di accogliere è legittima ma va superata. Ed anche ieri il cardinale di Agrigento, Francesco Montenegro, ha rilanciato il tema dell'accoglienza. E nella nostra preghiera oggi, e concludo, ricordiamo anche i nostri fratelli profughi. È la giornata dei profughi, da chi viene da altre terre. Qua ci ritroviamo per una situazione di grande disagio di allora, è un disagio che oggi si vive da parte di molti, anche noi siamo interessati. Ecco, preghiamo perché loro possano avere più serenità, perché noi possiamo essere più capaci di accoglienza.